Presidente Fedriga, l'Arapacis Roma celebra Aquileia. Sì, è una congiunzione di storia dove Aquileia fa parte pienamente della storia di Roma. E devo dire anche che i collegamenti culturali, storici che esistono con Aquileia, oggi ripercorsi all'interno dell'Arapacis, rappresentano anche una vetrina fondamentale per il nostro sito, che deve sempre di più farsi conoscere anche all'interno dei confini nazionali, che magari, malgrado devo dire il grandissimo lavoro che è stato fatto dalla Fondazione. Infatti oggi siamo qua e penso è una vetrina, e devo ringraziare la Fondazione per questa grande opportunità che dà tutto il Friuli Venezia Giulia, però sempre più dobbiamo lavorare in questa direzione. Aquileia è una delle principali città romane. Oggi parliamo di Via della Seta, c'era la Via dell'Ambra con Aquileia, dove veniva portato la lavorazione proprio in quel sito, una città ricca, una città piena di storia, che ci auguriamo sempre più persone possano venire a visitare, perché è una ricchezza nazionale che dobbiamo saper valorizzare sempre di più. L'evento di oggi, ripeto, è un'occasione straordinaria che mette in correlazione Roma con Aquileia, ma soprattutto dà una vetrina nazionale di prestigio, con moltissimi eventi organizzati dalla Fondazione, uno sforzo enorme portato avanti da chi lavora nella Fondazione, per anche a tutti gli stakeholder di settore far conoscere sempre di più questo sito e poterlo pubblicizzare sempre meglio. Ambasciatore Zanardi Landi, la Fondazione Aquileia si fa promotrice di un'importantissima mostra che riporta la città romana nel cuore della capitale. Per i 2200 anni, e le celebrazioni stanno per terminare con la fine del 2019, avevamo bisogno di ristabilire un contatto con la grande madre Roma e far apprezzare la romanità aquileiese, portare la romanità aquileiese all'Arapacis, a un passo dal mausoleo di Augusto. E con questa mostra vorremmo soprattutto sottolineare una caratteristica molto particolare di Roma, e cioè la capacità di creare una rete e di avere come punti di questa rete delle altre Rome, di avere in periferia delle grandi città capaci di dialogare con il mondo circostante, costruite e concepite per scopi di conquista e di affermazione territoriale, ma poi divenute anche delle porte di ingresso di idee di politica, di filosofia, di religione. E Aquileia, per conto mio e per conto nostro, rappresenta il caso tipico e meglio riuscita di questa interfaccia attiva dell'impero romano, che serviva a dialogare con l'Oriente, col Mediterraneo, perché era il più grande porto a nord nel mare Adriatico e Mediterraneo, e ha ricevuto influssi da un'ampia parte d'Europa e di Vicino Oriente, creando una romanità tutta sua, molto particolare e per alcuni secoli, per molti secoli, molto vivace e molto espansiva. Ecco, così come Roma era stata capace di fare rete al suo tempo, la Fondazione Aquileia fa rete e porta questa mostra che è frutto di molte collaborazioni. Cerchiamo, in primo luogo abbiamo reso utili i collegamenti ottimi con il mondo dei musei romani, e in particolare con la responsabile dell'Arapacis e la Sovrintendenza Capitolina, che ci hanno aiutato in ogni modo. Per quello che riguarda invece il fare rete in Friuli, ovviamente abbiamo cercato di farlo al massimo. La mostra è sostenuta veramente in maniera consistente e forte da Promoturismo FVG, è sostenuta dalla Camera di Commercio di Udine Pordenone, è sostenuta dai produttori di tutela dei vini DOC del Collio e dell'Aquileiese, e dunque gode in qualche modo di un sostegno diffuso. Come lei vedrà dal film che abbiamo realizzato in collaborazione con 3D, Istituto Luce e Sky Arte, la presentazione di Aquileia e delle tre vite di Aquileia in questi 60 minuti ingloba anche Grado, la laguna, e parla molto del territorio circostante ad Aquileia, cercando di dare al visitatore intelligente e curioso voglia di venire a vedere che sia Aquileia, ma che sia anche qualche cosa all'intorno. Questa è una linea, diciamo, di mini politica aziendale che seguiamo con molta costanza. L'anno scorso abbiamo fatto un'azione di promozione intensa sui giornali tedeschi, austriaci e della Svizzera tedesca, che sono il mercato di riferimento del turismo aquileiese,
utilizzando Focus, Bunte e la casa editrice Burda. Quest'anno ripeteremo l'esperienza inglobando anche non solo Grado, ma Palmanova, Cividale e forse anche qualche altra cosa, in modo da presentare Aquileia come il centro di una rete ampia dove il visitatore, io non mi piace usare la parola turista, deve essere un visitatore che vuol capire quello che è il messaggio che viene da Aquileia, che viene da Cividale, che viene dagli altri grandi siti UNESCO del Friuli Venezia Giulia, ma questo tipo di visitatore può capire che in Friuli non si può venire un giorno solo, bisogna venire, stare qualche giorno, capire e ritornare a casa più ricchi.